A sos pastores non la graditis a richiesta dell'assessora dell'agricoltura Gabriella Murgia de che tramudare a sa regione sa direzione desa mesa supras avvertenzia desulate che ha est in capo a su prefetto de Tattari. All'unare reste Januario Valchi, uno de sos portavoce desa delegazione trattante in sa mesa prefettizia chi comosata a dovviare su 31 de maio. Sos pastores in bezzese pedini chi a garantire sos accordos o chi sana a scrivere siano asistade su ministro dell'agricoltura che commente previdio in sos addobbio fattos in Roma in Casteddu. A sa regione in bezzese pedini deva che sa parte sua prosuchi per tocca tasor de che milionese chi dia deppe sponnere sa sfirs e sosate l'orde che destinaus a su ritiro de esu supraprusu de berbechinu romano. Il sinteri in sa avvertenzia interveniti Piero Maieli, presidente desa commissione regionale attividades produttivas che in Sardia scoladas attintesi in audizione sul rappresentante desa Viliera Latte Casu che rimuschi sa avvertenzia si sorbata cantu prima e in bono nata su presidente Maieli chieste in favore desa proposta de torrare sa mesa desulate a sa regione. Desos operadores desa Viliera sono arribao scussizzos interessantes e mi pare che bisia sa volontà de desichire pro affortiare su sistema a manera de podere parare fronte a su mercato globale senza a riscoso. Pro Maieli infinitia su obiettivo er de garantire a sos pastores unu traballu bene pacao e stabilire un prezzo politico prosulate no anda bene so convinto in bezzese chi si depata riconosca sa dignità de chi meresse te a sa materia prima nata sempre Maieli. Su caso usardo deve diventare competitivi in su mercato mondiale come te capita tassasate la produzione storica dell'agroalimentare italiano. No, non bisogna ta una programmazione in su tempo su ta linea ta su presidente Maieli pro su pastoriu pesa un piano pro chimbannoso ma pro l'uvachere toccata de ragionare su pra dato sicuro so chi nemmor fino a sa come si sta in grado de evocare a pizzu. Sanè che desa minimada de su prezzo desulate este desa produzione de su praprusu de su berbechinu romano e su mercao si depete governare. A su sindicu di Orgosolo Dionigi de Ledda, difeso da esaboccao Marco Basolu, l'hanno assolto caso fatto non esistiti desas accusar di abuso de ufficio per la gestione desorbandos per su servizio civile in su 2011. Assoltos sosatter duos imputaos purus, acchittando viti vice sindica e assessora so servizio sociale Salvatore Podda, difesa des legales Andrea Gaddari e Giovanna Angius e su tecnico comunale Agostino Murgia, difeso da esaboccada Marinella Morandi. Sa sentenzia l'ata pronunziata Custumanzano Zuzuzze Giorgio Cannas, affiancao da Eloisa Rosetti e Federico Locche, che attaccolliusa a richiesta del suo pubblico ministero Andrea Ghironi, che ha pediusa soluzione dei suoi imputados zai in sede de requisitoria. Sorfatto sos uno dei suoi 2014 che pertoccana irregolarità del fatta da amministrazione diretta dai suoi sindicu dell'Ede in sa gestione desa selezione e produos progettor del servizio civile. Secondo usas accusas che in sintesi de su processo sono risultata senza fondamento sos duos amministradores de Orgosolo e su dipendente comunale andava fuori una paia candidatos avocande che de atteros, ma esaminando esos attos non sono risultadas irregolaridades in sa gestione desorbandos in su comportamento de sus imputados, tanto a primus UPM a pustis a corte hanno deciso de formulare sa richiesta de assoluzione. Sos agentes desa questura de Nugor han denunziato a s'autorità giudiziaria 3 spizzinnor nugoresos o uno minorenne pro danneggiamento. Sono considerados responsabiles de esos attos vandalicos fattos a danno de ser macchinas posteggiadas in carrera Santa Barbara in Nugoro. Su fatto è scapitao su 7 de martu quando una volante desa questura interveni a pustisi desa inzalazione a su Kentetrechi de macchinas a craschiadas chi si specchietos e cao chi bridos e causo. Sos agentes hanno avviato as indagines e pro scoperre chi eviti stau resessinde al cassare chi esti stau belle direttu. Da esos accertamento fattos risultata chi sos balentes a pustir de a escolau su zero in unu locale e a erbiviu prur de su normale tornando a domo soro prosi spassiari hanno appessau de vaccherdanno a sar macchinas posteggiadas in carrera Santa Barbara e come hanno deppere rispondere de su reato de danneggiamento a s'autorità giudiziaria.
L'assessore regionale della Sanidade, Mario Niedo, ha addobbiato una delegazione del personale sanitario dell'ospedale Nostra Senora della Mercede della Nusè, chiergherrande che in mancanza dei dottori e specialisti in ortopedia e procussu sul reparto a de più tancare. Non si può denegare sa situazione d'emergenza a Nau Niedo e no este a oie. Se esperienza mea dei dottori arriva dai su territori e comprendosi sconnorto dei cittadinos e del personale sanitario, chierde meda vacende sacrificios pro garantire so servizios. Non amus idea de dimensionare su presidio della Nuseo dell'Utancare, annos assessore, gaecomente non che rimurfa che una riforma che va a danno a sos territorios. Prosa questione de su reparto di ortopedia, assessore Niedo, attannanto chi sos operadores sanitarios ischini vene ca les unusos problemas. Semus chircande in cada manera di acconzare esas cosas, atta concluius assessore Niedo, i sinteri des addobius unisios a campus puntos pro evitare che sa situazione aggraviete e per evitare che non si torreta a ripetere su chi este capitau a sul reparto de ortopedia. S'amistade su viazzu, sa nostalgia per un anugoro che non vesprusu. Ma per a sapere su mundu e a sas opportunidades che ti pode dare. Questo sos argumentos che hanno ghiato strintabattero i studentes de custo spezzi duoso omines de su liceo classico Giorgio Asproni de Nugoro che han piccao parte a 7 edizione desa bursa de studio dedicata a Bacchisio Floris, nugoresu, iscrittore de sul libroso 3 ore e Nuoro Forever, bursa istituia de sor familiares per sos studentes de su liceo classico che ata frequentau Bacchisio. A sa cerimonia hanno piccao parte a Muzere per Gentina Pedaccini, chi viti perisa presidente desa giuria, surfizzoso Giovanni e Daniele, su giornalista Giacomo Mameli. Sos onorer de Meredomo los ha fatto su dirigente scolastico Antonio Vada. Hanno premiao Kimbe elaborauso, tottu su de livello artu. 23 sos presentauso in tottu, a su doppio desedizione passata. Su primo premio la piccao Eleonora Arnaud, chi in s'opera Ulisse non è nessuno, chi ha immaginato un negozio entre Bacchisio e una persona misteriosa. Su secondo premio l'ha vinto Eleonora Riccardo, su Trese Beatrice Paolillo Rocca. Su quarto premio sa giuria le ha dato a battori studentessas Francesca Rugliu, Maria Grazia Ladu, Maria Panizziutti e Elisa Avrau. Su Echimbe è standau a Veronica Maria Marchese Patti.